Presidente Serracchiani, è un incontro in cui si sono toccati molti temi decisamente a tutto tondo, città della scienza, regione della scienza, ma anche Porto di Trieste e attività del Friuli Venezia Giulia nei confronti di stati e regioni confinanti. Sì, devo dire che l'incontro con l'ambasciatore della Repubblica Ceca è stato estremamente interessante. La regione Friuli Venezia Giulia è proiettata ad avere relazioni internazionali, soprattutto guardando all'est Europa, e abbiamo potuto parlare sicuramente della portualità regionale, il porto di Trieste, Monfalcone, Porto Nogaro, e poi anche evidentemente della nostra naturale piattaforma culturale, dell'alta formazione che stiamo diventando e che siamo sempre stati con le nostre 3 università di Udine, Trieste e La Sissa, con l'area di ricerca, con i poli tecnologici e con gli importanti istituti di ricerca internazionale che qualificano il nostro territorio come un territorio di alta innovazione e anche di una forte produzione di innovazione tecnologica. La Repubblica Ceca a questo è molto interessata e quindi abbiamo creato, credo, le condizioni per un primo dialogo e chissà che noi riusciamo poi a concretizzare in futuro delle collaborazioni più concrete. Thank you very much. Most welcome. It was a real pleasure. Thank you. Wish you all the best. Hope to see you soon.